del territorio, ben ritrovati, edizione del germoglio di primavera e 27esima edizione della festa dell'aspargo di Badoer IGP a Zero Branco. Siamo qui con il presidente della Proloco Andrea Lunardi, ben ritrovato Andrea. Buonasera. È un grandissimo piacere averti qui. Che dire, 2 settimane, 2 weekend pieni di gente alle nostre spalle. Certo che sì, tantissime persone anche quest'anno, un caldo che strano, non si vedeva da parecchi anni, comunque è bellissimo. Io sto sgrondando, non vedo l'ora di andarmi a sedere e a mangiare qualcosa, tutto a base di asparagi ovviamente, e invito tutti quanti a partecipare a questa 27esima manifestazione. Arrivare ad essere una sagra di qualità vuol dire essere i promotori del territorio, dei prodotti, delle attività commerciali, soprattutto della essere volonterosi ed essere pro loco, cioè promuovere il proprio territorio che ti ospita e averne tanto rispetto, quindi rispetto di chi ci abita, di chi ci ospita, perché ricordiamo che la terra ci ospiterà ancora e di conseguenza non è altro che essere un bravo volontario. Tantissimi volontari, specialmente i giovani, perché la Proloco di Zero Branco sta puntando sui giovani. Abbiamo avuto riconoscimento anche per la sagra del peperone come marchio di qualità, l'abbiamo provato per il radicchio, scusate, e adesso ci stiamo provando con l'aspargo. Abbiamo qua gli ispettori di sagra di qualità. Per il momento va tutto bene e vedremo i risultati dei nostri soci, perché tutti i soci danno il massimo per questa cosa, perché è una cosa bellissima per il nostro territorio. Cerchiamo di dare dei suggerimenti, quello che magari vediamo in quel momento cerchiamo di aiutare la sagra a crescere, perché crescere comunque nel modo giusto significa poi proporre a queste persone il modo giusto di degustare un prodotto eccezionale. Ti ringraziamo nuovamente per l'invito, diamo appuntamento a tutti i telespettatori per venire qui a Zero Branco a degustare tutti questi ottimi piatti. Sì, perfetto, allora ormai è sabato, domani domenica e vi aspettiamo numerosi il prossimo weekend. Noi cominceremo da giovedì fino a domenica sera. Grazie a tutti e buona serata. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Avete capito bene, qui a Zero Branco si festeggia l'aspargo, si festeggia la primavera. Arrivate numerosi perché Andrea e il suo staff vogliono prendere il marchio di sagra di qualità anche per questa sagra. Yeah.